Quarta questione, riduzione dell'agio di Equitalia. Equitalia secondo noi prende un premio, diciamo così, per quello che riscuote, per il lavoro che fa di riscossione troppo alto. Oggi se una cartella viene pagata entro 60 giorni, Equitalia riscuote il 4,50 per il 4,75%, dopo 60 giorni riscuote il 9%. Questo 9% è troppo alto, bisogna pensare ad una riduzione. Quinta cosa, limitazione al pignoramento immobiliare della prima casa. Limitazione è un tema molto delicato perché la non pignorabilità assoluta dei beni immobiliari poi sappiamo che può dar vita ad abusi e a trucchi e imbrogli che permettono comunque di aggirare il limite assoluto. Noi pensiamo che ci possa essere un decreto del Ministero delle Finanze che individui le tipologie di beni immobili da non pignorare, e quello della prima casa è sicuramente certificata, verificata, è sicuramente uno di questi. L'altra questione è la non pignorabilità del mezzo di lavoro, perché si arriva a questa situazione assurda secondo la quale appunto tu che hai un debito verso lo Stato sei impossibilitato a corrispondere questo debito perché lo Stato ti pignora lo strumento attraverso cui tu produci debito che ti permette di entrare dal debito. Anche lì è una questione molto delicata, ci sono delle sentenze della giurisprudenza e bisogna adattarsi a queste sentenze e fare una legislazione che permetta di evitare gli abusi da una parte, ma nello stesso tempo di evitare che chi deve lavorare sia impedito a lavorare dal fisco che è il suo creditore. L'altra questione riguarda un tema molto delicato che insomma voi sapete il tema, non dico più importante, però è chiaro che queste misure valgono per il futuro. Voi sapete che ci sono molti imprenditori che hanno un problema presente, perché oggi un imprenditore, mettiamo che ha 40.000 euro di debito con le banche, 30.000 euro di debito con i fornitori e 30.000 euro di debito con Equitalia. Di questi 30.000 euro di debito però solo 15 sono debito originario verso INPS, INAIL, verso l'IVA, gli imposte erariali eccetera. E allora noi pensiamo che insomma, si possa studiare un provvedimento che non sia una sanatoria, che non sia un condono tombale, che permette di dire tu imprenditore devi pagare il debito originario di imposte che hai verso lo Stato e noi interveniamo con la legge per permetterti di dedurre che cosa? Gli interessi che oggi solo dopo il primo anno sono fissati all'11%, le sanzioni, anche qui solo dopo il primo anno sono fissate al 30%, e l'agio di Equitalia che come vi dicevo prima è fissato al 9%. Perché c'è una situazione di difficoltà, molti imprenditori appunto sono andati in crisi perché la pubblica amministrazione ha pagato, perché c'è stata la crisi, non hanno ricevuto aiuto eccetera, probabilmente bisogna studiare un provvedimento di rottamazione dei ruoli pregressi, sempre con quelle caratteristiche che vi dicevo prima, cioè verificata la situazione di difficoltà economica che incida sul meccanismo delle sanzioni, dell'agio e degli interessi e che faccia salvo il debito originario. Noi abbiamo confrontato questa proposta anche con le associazioni di categoria, loro non chiedono sanatorie, non chiedono condoni, chiedono di poter pagare il debito originario e di essere messi nelle condizioni di farlo. Noi dal punto di vista legislativo pensiamo che si possa intervenire sull'altra voce.